In Friul, fin a qualche anno fa, i viei dai paesi di campagna accontavano flabis e liendis popolars, soredut in testalis invier durante la stagione muarte. Questi flabis rappresentavano la più antica forma culturale che dai secoli aveva accompagnato la evoluzione non solo del popolo furlan, ma dell'intera umanità. Si trattava soprattutto di flabis e storie fantastiche che costituivano il patrimonio popolare più autentico. Anin a esaminare allora il caso di uno di questi conti sintudis a Charlins, un paese de basse planure furlane logato a poche distanze de marine. I vons dal pensionato Ciro Vidal, classe 1913, za di anys passata a mior vite, i avevi in contatto questo fatto e lui m'aveva contato a me, intanto di una ricerca di antropologia popolare. A ieri i anys 90 e la conte è queste. A Cerlins, lì che come è la chiesa parrocchiale, una volta era un puerto, il puerto di San Tomás. Non lontano dal puerto due frutti ieri in là a passon con i socis là che esisteva un'antica eglesiuta. Zuiant, in un sterpli donge, aveva inciatato una crepe. La forma staronzata de crepe aveva invoiato i due frutti a Zuia con ie. Stufaz di Zuia le aveva abbandonate sulla riva del Flunziline, ma la crepe era tornata in tal sterp là che le aveva inciatate. Chiappate e buttate tal flum, tal domani le aveva tornate a città da quel stesso sterp. Contat a chiesa di questo fatto curioso, due ons d'accordo tra di loro a caval a erinlaz su palziline, lontan, finte sarzilatis. Avevano buttato la crepe dal flum e a erin tornati di corse lì d'eglesiute. La crepe era arrivata dal sterp anche mo prima di loro. Dopo di questi fatti miracolosi, la crepe le aveva mettute dentro all'altare di una nuova iglesia fatta su a Pueste e la iglesia le hanno dedicate a San Tomás. Ma voi altri diserete, ma perché proprio a San Tomás e non a un altro santo? Perché avevano capito che il fatto dal chiaf gli era di collegare al santo inglese Thomas Becket di Canterbury. Questo santo vescovo, già cancelliere dal reame di Inghilterra, fatto arcivescovo dal 1162, gli era stato copato dal suo re dal 1170, che aveva fatto tagliare il chiaf. I sicaris dal re lo avevano copato perché il vescovo Tomás gli era dal tutto contrari ai modificis e ai ridimensionamenti dai privilegi ecclesiastici esistenti, che il re Indri II al voleva mettere in vore. Il vescovo Tomás aveva una grande inomine tra il popolo che lo amava e il fatto dell'assassinamento, il suo chiaf poi buttato in mare, aveva fatto gran scias in tutta Europa. Per lungo tempo scrittori e poeti avevano declamato le sue qualità spirituali e umane, tanto che dal 1173 Papa Sandri III lo aveva poi proclamato santo. Ma il chiaf di San Thomas Becket, vescovo di Canterbury, c'è molto ieri arrivato fin lì? A Charlins erano convinti che fosse arrivato al mare con gli mareis, ma forse anche per via di qualche marinaro poco distante lì, non eri al porto? Vecchi di fatto
un'altra conte tradizionale che riguarda un evento di mar e di marinars, ma che si riferisce sempre al Sant Vescul inglese. Tune gnot tempiestose e scure, une nave inglese e le a fons dal mar davanti Portobuso. Un trop di marinars, salvats per miracol forse pariesse si abbodats al loro sant, Thomas Becket, che poi sbarciats dal puart Pluidonge vale a di a Charlins, per riconoscenze aveva infatti rassù un'eglesiute dedicate a San Tomás, tant che grazie ricevute. Lui difficile la ipotesi che i marinars inglesi avevano rimpesciato in mare e trasportato con sé il ciaff di San Tomás fin al puerto di Charlins. Se questi due ultimi sono più credibili, la conte dal ciaff fin al sterp e è di prosumale dal dut fantastiche. Che iglesie che si viota al DDV, modeste tal miez dal vert, rifatte o restaurate dal 1700 su di une altre più antiche, pur essendo in titolar San Thomas Becket dal 1836 in occasione di una grande epidemia e è state elevate a santuari de Madone de Salute. Se dal puerto non esiste più nessuna olme, lì donge d'eglesiute si può anche moviodi la antiche strade per San Giorgio, due ridotte a strade di campo. Ogni 3 anni, allora, alle prime domeniche di settembre, la festa della Madonna de Salute si dà vuelta in una grande processione religiosa. Un tempo il paese gli era insiorato con tanti sbandieruti colorati e sagomati che avvenivano giù anche dal campanile. Queste è e continua a essere la festa del perdono che io mi visi di frutto, quando io lavi in processione con me pure mari. In che volte nessun alfevelave di San Thomas Becket Vescul di Canterbury, perché il tempio aveva quasi scancellato le memorie da Int, ma gli sconti di stale, pur fantastici che assedin, non sono mai di dispregiare, perché dice che conti dal sogrim a contengono sempre una fonte di verità. Mandi!